Il Tribunale del riesame di Palermo ha accolto l'appello della Procura e ha ordinato gli arresti domiciliari per il deputato regionale siciliano dei Popolari Autonomisti, onorevole Carmelo Pullara. L'esponente politico di Licata è indagato nell'ambito dell'inchiesta Sorella Sanità su una serie di presunte corruzioni e turbativa d'asta, e questo è il reato contestato all'onorevole Pullara, nell'ambito degli appalti per le forniture a ospedali e aziende sanitarie provinciali. Il volume di affari interessato delle gare in oggetto dell'indagine è di oltre 600 milioni di euro. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio De Montis aveva chiesto gli arresti in casa per il parlamentare già nello scorso maggio, ma il GIP Claudia Rosini li aveva negati, sostenendo l'insussistenza dei gravi indizi, basandosi su una serie di intercettazioni. I pubblici ministeri Giovanni Antoci e Giacomo Brandini avevano sostenuto come nel 2018 Pullara avesse cercato di favorire l'azienda Manutencoop, oggi Recap, che ha sempre sostenuto di essere estranea alla vicenda. Anche l'indagato aveva respinto gli addebiti, ma ora il collegio presieduto da Daniela Vascellaro, Alatere Stefania Brambille e Ettore Contino ha deciso in maniera diversa dal giudice Rosini. Pullara non verrà immediatamente arrestato perché ha il diritto di ricorrere in Cassazione. Questo è il commento del deputato licatese Pullara. Non posso crederci, ho assistito personalmente all'udienza e devo dire che tutto mi aspettavo tranne che questa decisione, anche perché le argomentazioni portate avanti dalla pubblica accusa in fatti ed atti non risultano vere. Ciò non di meno le decisioni si accettano, con fiducia attenderò il giudizio della Cassazione sperando di mettere fine a questa per me assurda vicenda.